Mani Fantazze, Benchiataz. Sono qui oggi per parlarvi di una mia nuova traccia che appunto sta uscendo in questo periodo, un brano che si chiama Vino Rosso, ma soprattutto per spiegarvi come fare ad averla, perché questa volta abbiamo un po' cambiato le cose, ma non c'è nulla di complicato, seguitemi solo un attimo. Allora, il brano si chiama Vino Rosso e parla sostanzialmente di una coppia che non comunica, una coppia che scoppia, ma che insomma ci di là in davanti c'è mucca a mio repò, cioè non comunica nel senso no che non si chiacchiari, non comunicano, insomma, lo stessa famiglia. Difatti ho letto anche troppo nella canzone perché ho dovuto rimettere il marchietto lì del, del linguaggio un po', non dico crudo, ma insomma cercare lì, io dici in questa canzone qua. Ecco, come fare per ottenerla, come per ottenere il file di Vino Rosso? Beh, allora, potevo fare come ho fatto in passato, cioè lo metto su iTunes, voi lo scaricate, ma iTunes ormai anche Apple lo sta chiudendo. Potevo, che ne so io, metterlo su Amazon, poi mi dite che do da mangiare alle multinazionali. Potevo usare, che ne so io, Spotify per lo streaming, ma cosa vuoi streamingare lì che a uno gli piace avere il file, così il file se lo mette sul telefonino, se lo mette sul computer, se lo mette un po', ecco, dove vuole. Potevo rifare un CD, però il CD ormai anche quello, ahimè, non si usa più. Potevo fare un bel vinile. Oh, solo che dopo dovete comprare il giradischi e io spindi beh, non mi pareva. Potevo fare come si faceva una volta, cioè cash della serie tu mi dai il soldo e poi vedi cammello. Ma lasciamo stare. Allora, per poter andare avanti, ho capito che bisognava tornare molto indietro, e cioè torniamo al momento, all'epoca del baratto, sì, baratto, cioè se voi volete che io vi dia il file, o meglio la canzone Vino Rosso, dovete darmi qualcosa a me. Su che cosa possiate o vogliate darvi in cambio della canzone, lì possiamo aprire un dibattito. Fate un po' voi, io accetto tutto, però c'è un qualcosa, un minimo, ecco, che mi aspetto. Il minimo consiste in un selfie, per esempio, un selfie con qualcosa di mio, che ne so, se avete un mio CD, fate un bel selfie con il CD di Aldo Rossi. Oppure, non lo so, chiaramente quel CD che avete, perché qui ce n'è, voi sapete che ce n'è una marea. Se non avete un CD, potete fare un'altra cosa, potete semplicemente, che ne so io, mi sta crollando tutta qui, fare un selfie con sul PC una mia foto che prendete dal fan club, e anche quella è una buona cosa. Oppure potete fare un cartello con su scritto Aldo Mandi, così io poi vi mando, no? Ecco. Insomma, vedete voi, fate un po' quello che vi pare, ma mandatemi qualcosa. Me lo mandate sul Messenger di Facebook, la foto, metteteci anche il vostro indirizzo email, perché il file ovviamente della canzone è un file di qualità, un MP3 in alta qualità, e quindi pesucchia circa 11 mega, quindi ve lo mando in email, voi mandatemi che io vi mando il file della canzone. Capito tutto? Dai, ok. Allora, dopo mi sapreste di Ci chi pensais di Vino Rosso, il nuovo brano, il nuovo singolo di Aldo Rossi.